Buongiorno a tutti, oggi è martedì, sì è martedì, ieri non vi ho ripreso praticamente niente perché ho lavorato parecchio fino alle 2 e lavoro proprio intenso, neanche il tempo di guardare il telefono e poi sapete pomeriggio sono andata al dentista eccetera eccetera. Ieri mi è stato tolto, io volevo togliere qui un dente e invece mi è stato tolto di qua, per cui non posso più masticare perché mi ha detto che è molto fastidioso questo qui, il post operazione, quindi tra un po' di giorni, non adesso perché non ho avuto assolutamente male, non ho male tuttora, quindi sono contenta veramente. E ho tolto il dente che avevo sotto la lingua, che era tutto sotto praticamente, e quindi adesso ho una caverna. Non sento più il dente, ma sento il buco. Vabbè, dai. Comunque è andata benissimo, io 5 minuti me l'ho tolto. Pensavo fosse il più difficile, non il più difficile, ma insomma, pensavo fosse quello un po' più complicato da togliere, in realtà è venuto via subito e è andato tutto bene. Era bello lungo come dente, veramente lungo, perché io ho le radici tanto lunghe e quindi beh, sì, l'ho guardato, cioè sto dente sarà stato di 2 centimetri e mezzo. Adesso ho fatto la colazione con il frappè e niente, forse inizierò ad avere un po' di dolori dopo, ma vabbè dai. Insomma, è normale. Non ho dormito bene come l'altra volta, però vabbè, dai. Passa, qualche giorno e passa. I gatti sono fuori sulla finestra, sul davanzale, che stanno spiando gli uccellini. Perché adesso stiamo andando verso la primavera e stanno iniziando ad arrivare tutti gli uccellini qui sull'albero. Ecco, infatti. E quindi a loro piace stare qua. Eccoli qua. Ci sono i cippi. Ci sono i cippi. Eh? Che belli. Che gran problema. Si è rotto il microonde. Non scalda più niente. A un certo punto ha fatto un odore di bruciato e ho detto boh. Poi è andato via l'odore. E adesso non scalda più niente. Fatto sta che stavo facendo le patate in microonde, stavo lessando le patate e niente, adesso ho dovuto farle con la pentola. Quindi ho mezze patate fatte e mezze no. Ah, va bene, dai, purtroppo succedono anche queste cose, quindi bisogna cambiare il microonde. Che bello. Va bene, niente. Con la bocca sto bene, anche se sto iniziando ad avere qualche dolore qua dove era il dente. E quindi sì, un pochino mi fa male, vabbè, è normale. Buono, mi sono accesa anche una candela, questa qui che è quella profumata alla ciliegia. Sì, ciliegia che è buonissima. E mi sono anche preparata tutte le cose creative qua. E eccomi, allora oggi è mercoledì. Anche questo vlog è un pochino così così, ma boh, mi perdo a fare altro e quindi va così. Allora, ho appena pulito casa, ho passato l'aspirapolvere ovunque. E ormai mi tocca farlo abbastanza spesso questo lavoro perché essendo fuori casa non tengo d'occhio i gatti e loro fanno un casino, corrono, saltano, fanno di tutto, ne approfittano del tempo libero che hanno senza di me e quindi devo pulire più spesso, ecco, almeno una volta a settimana devo farlo. E cosa volevo dirvi? Adesso ho appena acceso il fuoco e vado a portare via i rami verdi che avevo nella fioriera e nei vasi, li vado a portare via qua giù nel boschetto perché ho chiesto se potevo metterli là e la proprietaria mi ha detto di sì e quindi niente, li vado a portare giù così do una pulita alla terrazza perché è un disastro, piena di aghi ovunque e insomma la sistemo un attimino perché non è neanche bello da vedere. Beh, ciao amore.
come sei bello. Fuggi. Ehi, Pana. Wow, che occhioni. Pana, che bella. Dimmi, avete rotto tutto il gioco già? Sì. Oh, senza microonde c'è uno spazio, l'ho tolto perché è veramente rotto, l'ho riprovato oggi ma è rotto proprio e quindi sì, dobbiamo comprare il microonde e c'è effettivamente più spazio senza. Mi piace molto di più senza perché è veramente ingombrante il microonde. Ieri sera dalle 8 e un quarto circa fino alle 9 ho creato con la resina. Ho provato tutti gli stampi nuovi che voi vedrete in un video, ve li farò vedere un po' così in quel video, non ve li farò vedere proprio nel dettaglio minimo, però ve li farò vedere, ecco. E non ho fatto chissà che creazioni particolari con dettagli, no. Voglio solo vedere come sono fatti gli stampi, se sono fatti bene o sono fatti male. E anche perché sono piccoli e i dettagli anche sono piccoli, quindi... Mm, c'è un ragno qua sopra. L'ho visto anche ieri sera, ma io li lascio vivi, non li vado a uccidere. A Pippo piace tantissimo dormire sulla sciarpa lì sul tappeto, non da altre parti, lì sul tappeto, sulla sciarpa, si fa di quelle dormite, soprattutto con il sole che entra, ma oggi il sole è molto debole, è brutto. Panna? No, Pepe? Ieri ho Sì. pulito anche i vetri e si vede che sono puliti, veramente si vede perché erano ridotti malissimo. Cioè c'erano proprio tutti gli aloni, ho detto no, devo pulirli. Allora ieri pomeriggio mi sono messa a pulire i vetri perché non c'era sole ieri e quindi ne ho approfittato e ho pulito, ma li passo semplicemente con il panno in microfibra e acqua, ecco, e poi li asciugo con uno straccio perché alla fine è ancora il metodo migliore per questi vetri. Nel frattempo dimagrisco anche perché non potendo mangiare molto sto anche un pochino dimagrendo. Niente di preoccupante, però comunque oggi ho mangiato la pasta. Giusto per informarvi, oggi ho mangiato la pasta, è stato molto molto difficile, era la pasta quella piccola, ma ho fatto una fatica tremenda a mangiarla perché mi andava diretta o nel buco qua sotto o qua sopra e quindi è stato difficile, non riesco ancora a masticare da questa parte perché la gengiva è ancora parecchio infiammata e quindi veramente è stata un'impresa mangiare. Però ho mangiato qualcosa di più sostanzioso, solo che mi è dispiaciuto non poter mangiare il pane con il sugo. Il pane proprio non riesco a masticarlo, purtroppo. Allora, io adesso vado a fare proprio quel lavoro che vi ho detto, quindi vado a togliere i rami dalla terrazza, così la pulisco. E qua c'è l'amico microonde, poverino. È durato pochissimo questo microonde. Dovrei avere ancora lo scontrino, per cui guardo quando l'ho comprato. È ancora in garanzia addirittura, però non conviene andare a portarlo indietro perché è lontano. L'avevamo comprato lontano da qui e quindi adesso sì, mi vedete, sono già in pigiama. Non mi conviene proprio. Intanto metto le scarpe e andiamo a togliere i rami che ho accatastato, no, accumulato qua fuori. Ok, qua è tutto a posto, guardiamo un attimo perché sì, ok, qua è tutto a posto. Bambini.
È giovedì e sono al momento all'Eurospin perché sono venuta con mia mamma a fare un po' di spesa, non tante cose, ma ho speso quasi 40 euro, insomma, 30 qualcosa, come l'altra volta. E quindi vi farò video spesa, uscirà non so quando, ma uscirà anche quello e magari lo vedrete tanto tempo in là, però prossima settimana sarò molto presa dal lavoro e quindi non avrò tempo di girare video, per cui questo video spesa penso lo metterò per la settimana dopo ancora. E basta. È brutto oggi, è nuvoloso, umido, freddo. È proprio un tempo pessimo oggi, non è bello, non fa neanche venire voglia di uscire di casa. Però dai, la spesa dovevo farla e quindi sono venuta qua. E basta. Non ho altro da aggiornarvi, se non che domani saremo 2 al lavoro, oggi anche eravamo in 2 e quindi c'è molto più da correre essendo solo in 2 e da sabato invece saremo in 4, quindi boh, si vedrà come andrà. Ho un po' di gusto di sangue in bocca ancora, però non riesco a capire se è questo o è questo qua sotto, penso sia ancora questa gengiva qui. Che palle, tanto lunedì mi controllano lo stesso, quindi non ho problemi, so che mi controllano sempre tutte le varie cose, quindi non mi vado a preoccupare. E lunedì farò 7 ore, poi andrò dal dentista, il giorno dopo dovrò lavorare. Ho paura per il sanguinamento andare a lavorare, però spero andrà tutto bene, dai. Allora, sono le 6:10 quasi e ho registrato il video spesa. Le rose non ve l'ho mica detto, le rose le ho appese qua. Però non sono sicura di tenerle là, al momento le ho messe lì, ma non sono sicura di tenerle lì. Mi faccio sentire domani, promesso, mi faccio sentire domani. Ciao! Buongiorno, oggi è venerdì, sono stanchissima perché sono andata a letto tardi, sono andata quasi alle 11 e di solito vado alle 9:30, 9:30, 10 al massimo, ma ieri sera poi mi sono messa a creare di nuovo con la resina e quindi è venuto tardi, poi non ce la facevo andare a fare la doccia e quindi ho fatto la doccia alle 10 e vabbè. Allora, c'è una novità, abbiamo finalmente il microonde, lì c'è la pasta che cuoce, sì. Abbiamo il microonde da ieri sera e ce l'hanno regalato i genitori di Franz perché loro ce l'avevano, era il loro, ma non l'hanno usato veramente poche volte e quindi l'hanno dato a noi. Questo qui è tutto digitale, ha anche l'orologio e quindi è veramente una novità qua dentro in casa. E di notte c'è anche questa luce, oltre a tutte le altre delle spie, c'è anche questa qui. L'onde è questo della Whirlpool e dentro è piccolino, perché è piccolo piccolo, però è carino. E ha l'ora, quindi è comodissimo. Questa è la funzione per cuocere a vapore e devo provarla. Si possono cuocere verdure, pesce, patate, insomma tutte quelle cose là. E per cuocere a vapore servono i contenitori appositi che ho lavato ieri sera, sono questi qua. E cos'altro posso dirvi? E niente, ha le solite funzioni, quindi grill, questa qui è la funzione microonde, grill più microonde è combi e scongelamento che è questa. Quindi niente, abbiamo il microonde finalmente. Sto pensando a cosa fare di colazione perché devo andare a lavorare, devo essere al lavoro alle 8 oggi e quindi sono un po' in anticipo a far tutto. Aspettate che c'è buio. Sono tornata dal lavoro, quindi sono a casa adesso e se sentite rumore è sempre quello per scaldare il bagno perché mi cambio, mi metto il pigiama e
Allora, vorrei dirvi, al lavoro va tutto bene, come diciamo, come organizzazione è sempre più o meno uguale, eccetera, eccetera, però sta andando molto molto meglio perché non posso dire troppo, ma una persona se n'è andata un po' di tempo fa, non vi ho detto niente. E infatti sta andando veramente molto meglio al lavoro. Vabbè, anche ieri sera ho creato con la resina, aspettatevi qualche video con la resina, almeno 2 ne arriveranno, almeno. Volevo fare ancora altre creazioni, le sto facendo tutte in anticipo perché questa resina qui, quella che mi ha mandato la Prochima, sta 3 giorni a asciugare, ecco. E quindi mi sono presa d'anticipo e ho iniziato a creare con la resina sapendo che ci sta 3 giorni a asciugare. Forse la prima colata che ho fatto sarà asciutta questa sera, dipende dal calore in casa. Siccome in casa non c'è molto caldo per la maggior parte della giornata, fa fatica a asciugare anche la resina. Poi l'altra colata l'ho fatta ieri sera e non so se oggi ne farò un'altra ancora, però questa resina veramente non la consiglio perché ci sta troppo ad asciugare, veramente troppo, no? Non è sopportabile per me, è troppo tempo, 3 giorni. Oggi ho mangiato riso, solo che ho avuto un piccolo problema perché un chicco di riso mi è andato dentro nel buco dove non ho il dente. Sicché quando sono arrivata a casa sono andata là con lo stuzzicadenti a tirarlo fuori perché si era ficcato proprio dentro nel buco, il buco grande giusto per il chicco di riso. Si sta chiudendo il buco ma ci vuole del tempo e sicché tutto il cibo mi va lì e quindi devo stare molto attenta a mangiare, non vorrei mai venisse fuori un'infezione. E, insomma, c'è sempre qualche inconveniente qua con sta bocca. Vabbè. Comunque le afte sono andate via, tranquilli perché sto bene adesso, usando il colluttorio questo qui disinfettante sono andate via. Non vi rispondo ai commenti alla maggior parte perché su YouTube vado solo per vedere i video che vengono caricati dalle altre persone, perché guardo i video mentre faccio qualcos'altro. Siccome ho sempre qualcosa da fare qui in casa, fuori, eccetera, non riesco neanche più a rispondere. La mattina a letto, prima di alzarmi, vorrei mettermi a rispondere, però prima mi guardo tutte le notifiche Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e non riesco poi con i tempi. Sapete che preparo il pranzo la mattina, insomma ho tante cose da fare anche la mattina prima di andare a lavorare, quindi non riesco a rispondere a tutti. Piano piano adesso inizierò. Ho ancora una settimana di grosso lavoro, di veramente lavoro. In teoria farò le 8 ore. Se non vedete il weekly il sabato o la domenica, in genere la domenica lo metto online, non vi preoccupate, è perché ho lavorato e non sono riuscita a registrare. Probabilmente mi prenderò proprio la prossima settimana come pausa perché non ci riesco. Anche i video li ho registrati tutti prima, quelli che andranno online, li ho programmati perché sapevo che sarebbe stato un periodo un po' così intenso e quindi va bene, ci vediamo, ciao, statemi bene, alla prossima, ciao!